Immagini come queste non ce ne saranno più perché la Regione, con una legge apposita, le ha vietate dal 1 gennaio del 2016. Niente più cartelli che incitano alla febbre del gioco, che nel Veneto conta ogni anno oltre 800.000 contagiati. Ma anche più tasse a chi tiene le slot machine nei propri locali, maggiori distanze tra attività che includono il gioco d'azzardo, con possibili limitazioni negli orari di esercizio. Insomma, la Regione si schiera contro la lobby del gioco, incluso lo Stato, che con i suoi monopoli gestisce tutto il fronte dei gratta e vinci. Una scelta importante secondo chi cura queste vere e proprie malattie mentali, perché è bene sottolinearlo, chi si rovina le macchinette è un paziente a tutti gli effetti e va curato. È una buona azione che la Regione ha fatto, è un buon orientamento che dà alla popolazione per far capire che il gioco d'azzardo è una patologia molto seria. Treviso da tempo combatte a suo modo il diffondersi del gioco d'azzardo e in particolare delle slot machine. Battaglie che hanno dato i primi frutti e che ora, con la legge regionale, verranno condivise con gli altri comuni della Marca. Questo esempio adesso è eseguito anche dai comuni limitrofi e stanno lavorando anche loro per limitare anche proprio l'espansione del gioco d'azzardo nel loro territorio. L'ultima frontiera sono le slot VLT, tecnologicamente micidiali, più accattivanti nei monitor e nelle combinazioni, funzionando non più a gettoni, ma direttamente a banconote, riescono a divorare centinaia di euro in scommesse in pochi minuti. Slot VLT adesso sono quelle le più temibili, sono quelle che rovinano molto più persone, sono quelle anche che provocano più guadagni ai gestori del gioco d'azzardo, quindi state molto attenti alle VLT. I risultati di questa guerra si vedranno però nel tempo. In questo momento aiuterà molto a far pensare alla gente a capire che il gioco d'azzardo è un grosso rischio per il proprio benessere individuale e collettivo.